Si può privatizzare l'acqua del Vajont? L'azienda friulana Welly Red, con sede operativa a Belluno, sta portando avanti in questo senso un progetto del 1996 che prevede una nuova centrale idroelettrica sul torrente. Io sono per il no sicuramente perché quello è un luogo sacro, un luogo dove è successa una tragedia che ha toccato la nostra comunità in maniera indelebile e quindi sicuramente sono contrario a qualsiasi tipo di sfruttamento, tanto più se esclusivamente privato. L'unica strada ipotizzabile sarebbe forse quella di un interesse pubblico, con una ricaduta sulla comunità locale, anche se l'impianto viene definito non necessario, perché produrre 1815 kW non soddisferebbe il fabbisogno energetico locale. Della centralina del Vajont se ne parla dal 1996 e ciclicamente torna in auge. Io mi ricordo che nel 2011 con anche l'allora sindaco di Castellavazzo Franco Roccon, il sindaco di Erto Luciano Pezzin, facemmo un incontro proprio qui in Centro Culturale a Longarone dove ponemmo questo tema e a quel tempo si parlava una sorta di partnership pubblico-privata e devo dire che in quell'occasione una parte della popolazione era favorevole a questo tipo di progetto. Un sì alla centrale sul torrente Vajont arriva invece da Erto per bocca del sindaco Antonio Carrara, che sostiene che se, come dicono le carte, si tratta di 13.300 gigawatt anziché megawatt, l'introito per le casse municipali sarebbe ben maggiore. La scheda progettuale ricevuta dalla regione Friuli Venezia Giulia presenta un impianto che non avrebbe impianti collocandosi all'interno di un bacino imbrifero, di un lago e di un torrente che porta acqua al Piave, acqua che viene sfruttata dalle centrali dell'Enel, senza beneficio per il territorio, visto che attualmente arrivano solo 50.000 euro di sovraccanone idrico, mentre a 1 milione la cifra che la provincia di Belluno dovrebbe stornare ad Erto, a Cimolais che ha un pezzo di territorio su questo versante, a Sappada per il Piave, a Caneva per le centrali che elaborano l'acqua e perfino a Sacile. Di questo 1 milione a Erto spetterebbero 360.000 euro che la Regione permetterebbe di utilizzare in spesa corrente.